Sono 6 gli avvisi di garanzia emessi dal Tribunale di Agrigento per i reati di truffa e peculato. Tra gli indagati l'onorevole Lillo Pisano, il direttore della Fondazione del Teatro Salvo Pressia e l'amministratore del distretto turistico di Agrigento Fabrizio Lagaipa. Il questore di Agrigento Palumbo emette un provvedimento di chiusura immediata di un locale a Ribera che si occupava di scommesse clandestine. Al Palacongressi di Agrigento una giornata dedicata all'orientamento scolastico dei giovani dopo il diploma. Stabilizzati i lavoratori ASU al comune di Porto Empedocle, oggi la firma dei contratti. Successi per la prima di vestire gli ignudi al Palacongressi di Agrigento, lo spettacolo è stato prodotto dall'ente Parco Archeologico. La Castrum Favara perde contro la Norvegia Virtus per 3-2, vince il derby di San Cataldo contro la Nissa per 5-1. Buongiorno con il nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 31 marzo, martedì. Attraverso false rendicontazioni delle spese avrebbero fatto la cresta sui finanziamenti di alcuni eventi culturali ad Agrigento e l'ipotesi della Procura della Repubblica che ha notificato 6 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati, tra questi il deputato di Fratelli d'Italia, onorevole Pisano. Il nostro servizio. Il Tribunale di Agrigento ha avviato una nuova inchiesta per truffa e peculato che ha portato alla notifica di 6 avvisi di garanzia. Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, e il pubblico ministero Elettra Consoli hanno contestato tra le accuse anche quella di finanziamento illecito ai partiti. Le 6 persone indagate sono il deputato di Fratelli d'Italia Lillo Pisano, l'amministratore del distretto turistico Valle dei Tempi Fabrizio Lagaipa, il direttore generale della Fondazione del Teatro Pirandello Salvatore Prestia, che dopo la notifica dell'atto si è subito dimesso, Calogero Casucci, legale rappresentante del team Acragas Bike, Antonio Migliaccio, autista di Pisano e legale rappresentante dell'Associazione Culturale Kerkent, e Laura Cozzo, moglie di Pressia e legale rappresentante dell'Associazione Culturale Carosello. Le manifestazioni finite al centro dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Agrigento sono almeno 3 e secondo i pubblici ministeri avrebbero causato un danno alla regione siciliana di almeno 300.000 euro. Gli eventi sono legati alle iniziative del Natale del 2022, denominati Xena Acragantos Natale, Destinazione Agrigento e Destinazione Agrigento Costa del Mito. Per questi progetti sarebbero stati chiesti finanziamenti pubblici pari a 602.000 euro, triplicando così di fatto il reale importo, secondo l'accusa con fatture gonfiate, come ad esempio quella del noleggio di 34 bagni chimici durante il concerto di fine anno di Achille Lauro. Per questo motivo agli indagati, ad esclusione della Cozzo, è stato contestato il reato di truffa aggravata e il danno procurato alla Regione, scrivono i magistrati della Procura di Agrigento, ammonterebbe ad almeno 300.000 euro. Altra accusa mossa è quella di peculato relativa ai soldi pubblici dei finanziamenti della Regione e del Comune di Agrigento. Per gli eventi culturali sarebbero stati gestiti in maniera personale e privata, sarebbero state create delle associazioni culturali intestate a dei prestanomi, ma di fatto riconducibili al direttore generale della Fondazione Pirandello, per poi effettuare prelievi di denaro in contante. Al deputato Pisano, ma anche al direttore generale Prestia e alla moglie di quest'ultimo, titolare dell'associazione culturale, viene anche contestato il reato di finanziamento illecito ai partiti. Secondo i pubblici ministeri di Agrigento, infatti, Prestia e la moglie avrebbero corrisposto a Pisano 30.000 euro usando la causale prestito personale. Secondo i pubblici ministeri, serviva per finanziare le elezioni politiche del settembre del 2022. In quell'occasione Pisano venne eletto deputato alla Camera della Repubblica. E sull'inchiesta in corso da parte della magistratura arriva adesso una nota stampa dell'onorevole Calogero Pisano che dichiara: le notizie giornalistiche diffuse in queste ore riportano una narrazione che non corrisponde alla realtà. Sono estraneo alle incolpazioni che mi vengono addebitate. Confido che il proseguo dell'indagine accerti la correttezza del mio operato, riponendo la fiducia nella magistratura.
Il questore della provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato ai sensi della legge di pubblica sicurezza un provvedimento di cessazione immediata dell'attività relativa a un esercizio di raccolta di scommesse sito nel comune di Ribera. Il servizio. Il questore della provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi DPS un provvedimento di cessazione immediata dell'attività relativa a un esercizio di raccolta di scommesse sito nel comune di Ribera. Il provvedimento è stato eseguito dalla Tenenza dei Carabinieri di Ribera ed è scaturito da una mirata attività di controllo effettuata dai militari della Tenenza congiuntamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha interessato un esercizio di raccolta di scommesse risultato abusivo. L'attività di controllo ha permesso di accertare che l'esercente effettuava un'attività di raccolta di scommesse non autorizzata, in quanto priva di licenza di polizia, peraltro per conto di una società di bookmaker priva di regolare concessione dello Stato italiano. Il sopra narrato provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del questore, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, del potere di ordinare la cessazione delle attività prive del prescritto titolo di polizia, con lo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, nonché il ripristino dell'esercizio legittimo dell'attività. Primo anniversario del femminicidio di Sara Campanella, per lei un omaggio poetico. I colleghi di Messina. Sara Campanella aveva solo 22 anni. Era una giovane studentessa di Misil Mary in provincia di Palermo ed è stata uccisa a Messina il 31 marzo 2025 vittima di femminicidio. Brillante, studiosa, determinata e solare, frequentava il terzo anno del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico presso l'Università di Messina. Parallelamente svolgeva il tirocinio proprio al Policlinico di Messina, lo stesso ospedale in cui è stata trasportata prima di morire. Sara era piena di sogni e di promesse. Prossima alla laurea, stava lavorando alla sua tesi con passione e dedizione. Era profondamente coinvolta nel suo percorso di formazione, ben voluta da tutti, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. La vicenda ha scosso profondamente l'opinione pubblica, suscitando un'ondata di indignazione in tutta Italia. In sua memoria, il poeta brolese Rosario La Greca ha composto la lirica Sara vive e vivrà per sempre, un omaggio sentito e delicato, in occasione del primo anniversario della sua scomparsa, che ricorre il 31 marzo, ha scelto di condividerla con tutti. Sara vive e vivrà per sempre. Un sorriso luminoso, radioso, che rispecchiava la bontà di cuore. Una ragazza solare, brillante, piena di sogni, tanti sogni, un germoglio delicato che un turbine di vento ne ha spezzato lo stelo. L'innocente virgulto si è abbandonato al tenue soffio del tuo immenso amore, Signore. E come un angelo dalle piccole ali ha spiccato il volo verso il cielo, trapunto di stelle, e si è avvinto alle tue braccia. Sara vive e vivrà per sempre. Il suo nome e il suo ricordo resteranno incisi nel cuore di tutti. E, quando la tristezza si rifletterà in una lacrima, Sara ci conforterà con una soffice carezza. E si è svolto al Palacongressi di Agrigento una giornata dedicata all'orientamento dei giovani, curata dall'Associazione Vivere Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo, sul futuro dei giovani dopo il diploma. Il servizio di Margherita Trupiano. Sono state le sale del Palacongressi di Agrigento ad accogliere una giornata intensa dedicata all'orientamento dei giovani, un momento di confronto concreto sul futuro dopo il diploma. Devo dire che mi fa tanto piacere vedervi tutti qui. Finalmente siamo riusciti ad avviare un progetto importante qui ad Agrigento. L'iniziativa, promossa dagli studenti di Vivere Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo, ha visto una grande partecipazione degli allievi delle scuole superiori della provincia, segno di un bisogno sempre più forte di informazione e guida nelle scelte post-scolastiche. Il progetto prende vita proprio dall'esperienza diretta degli universitari, ragazzi che hanno già affrontato dubbi, paure e incertezze legate alla scelta del percorso accademico.
L'obiettivo è stato quello di creare un dialogo autentico, lontano dai formalismi, in cui i più giovani potessero sentirsi liberi di porre domande e condividere aspettative. Durante l'incontro si è discusso di differenze tra i vari percorsi universitari, opportunità offerte dall'università quali tirocini, Erasmus, laboratori, difficoltà iniziali e come affrontarle. Grande spazio è stato dato anche alle testimonianze personali che hanno reso il confronto più concreto e vicino alla realtà degli studenti presenti. Ma da cosa nasce l'iniziativa e qual è il messaggio da lasciare ai ragazzi? Tramite il presidente della consulta abbiamo organizzato un orientamento al Palacongressi con tutte le scuole della provincia di Agrigento. È stato molto positivo, i ragazzi hanno fatto tantissime domande sui diversi corsi di studio. Noi siamo andati con una rappresentanza studentesca che comprendeva tutti i dipartimenti di UNIPA, con i nostri ragazzi eletti negli organi competenti. È la prima volta ad Agrigento, noi lo facciamo in diverse scuole a Palermo, nella provincia di Palermo da diversi anni. Noi siamo un'associazione che dal 2011 facciamo associazionismo universitario e nell'ultimo periodo stiamo cercando di allargare anche in altre province. Consiglio di viversela al massimo, noi ci chiamiamo Vivere proprio per questo, non prendetela l'università solo come un incubatore per lo studio, è anche tanto studio ma c'è anche tanto altro e l'esperienza universitaria va vissuta tutta. Noi organizziamo tantissime attività, anche ludiche ma anche con aziende e vi invito a cercarci anche sui social per qualsiasi dubbio o richiesta. Vive l'Ateneo. È l'unico corso del DISERS che... L'evento ha dimostrato quanto sia fondamentale creare occasioni di orientamento partecipato in cui i giovani possano sentirsi protagonisti delle proprie scelte. Agrigento ha risposto con entusiasmo, mostrando una generazione curiosa e desiderosa di costruire il proprio percorso. Scoprire quali sono i corsi di laurea presenti all'interno del nostro... La donna nella letteratura e nell'arte è stato questo il tema dell'incontro organizzato dall'Istituto Rita Levi Montalcini presso la Sala Zeus del Palacongressi nella giornata di stamani. È una giornata dedicata alla donna nella letteratura e nell'arte, una iniziativa proprio della Montalcini di Agrigento. Sì, oggi veramente concludiamo un percorso didattico con le classi terze degli istituti dei Plessi Margheritacchi e Federico II, le classi terze, ripeto, di questo istituto che mi onoro di dirigere, l'Istituto Rita Levi Montalcini, parlando della donna nella letteratura e nell'arte, un percorso interdisciplinare che coinvolge anche le discipline della lingua italiana, dell'arte, ma soprattutto un momento per includere e di fare educazione civica. Quindi io sono veramente felice e contento di questo lavoro fatto dai miei docenti che assieme ai ragazzi hanno fatto veramente steso un libro notevole e questa è la dimostrazione di fare scuola, questa è la dimostrazione che quando con i ragazzi ci lavora i risultati si raggiungono. E tra l'altro è un lavoro che è partito proprio da diverse settimane, diversi mesi. Sì, è un percorso curriculare, ripeto, iniziato da diversi mesi, questa progettualità che i docenti dei due plessi hanno voluto portare avanti e devo dire veramente grazie ai miei alunni per la loro capacità, la loro abilità, soprattutto per la loro consapevolezza di affrontare una tematica così importante che serve loro anche per la loro crescita formativa e sociale. E il comune di Porto Empedocle ha finalmente stabilizzato le lavoratrici e i lavoratori provenienti dal bacino ASU con oneri interamente a carico della regione siciliana. Stamattina c'è stata la firma dei contratti, questo quanto dichiarato da Matteo Lorraso e coordinatore provinciale Lorella Capellupo. Si tratta di un risultato che arriva dopo una fase vertenziale aperta dalla funzione pubblica della CGIL di Agrigento con altre organizzazioni sindacali per sollecitare l'ente a riconoscere importanti istituti contrattuali al personale dipendente. Nel caso di stabilizzazione il Comune acquisisce risorse umane senza costi aggiuntivi e dà dignità a 16 persone che finalmente, dopo tanti anni di lavoro trasparente, possono fruire delle norme contrattuali di retribuzione vere e dell'accantonamento dei contributi previdenziali. La funzione pubblica della CGIL esprime pertanto
dichiarando la propria soddisfazione, ringrazia l'amministrazione comunale di Porto Empedocle per avere conseguito il perseguito dell'obiettivo. La stabilizzazione è stata fatta con contratti part-time che si aggiungono ai cosiddetti contrattisti di lungo corso, il cui orario settimanale va da 18 a 30 ore. E si rafforza il gruppo politico di Forza Italia a Palma di Montechiaro. Ha aderito l'avvocato Alessandra Falsone, consigliere comunale, che ha affermato: dopo un'attenta analisi ritengo che Forza Italia sia il partito che meglio rappresenta i miei valori e il mio modo di intendere l'impegno politico. Per questo motivo ho scelto di aderire con convinzione, pronto a dare il mio contributo con serietà e determinazione. Il commissario cittadino del partito, Letizia Pace, accoglie con soddisfazione la nuova adesione, affermando: l'ingresso dell'avvocato Falsone rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro gruppo. Si tratta di una figura di grande competenza e serietà che contribuirà in maniera significativa all'attività politica e amministrativa del comune di Palma di Montechiaro. E l'eurodeputato Marco Falcone, vice capo della delegazione di Forza Italia nel gruppo del Parlamento europeo, sarà domani 1 aprile ad Agrigento per incontrare i militanti, gli amministratori locali e la classe dirigente azzurra del territorio. Il meeting si terrà alle ore 17:30 all'Hotel della Valle in via Ugo La Malfa e sarà aperto anche alla partecipazione di quanti lo vorressero e della stampa. Un interessante convegno è stato organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari di Agrigento dal tema antibiotico resistenza, l'emergenza che non fa rumore. Le interviste. Allora, intanto il piacere di essere ad Agrigento, circondato dai colleghi dell'Ordine ma anche dai colleghi di tutta la regione. Sono stato invitato a questa occasione, in questo convegno sull'antimicrobico resistenza e in apertura ho citato fatti e situazioni che ci impegnano particolarmente in questo momento. In particolare il DDL che riforma le professioni sanitarie. Ora, proprio in questo DDL non ci si ritrova, non si ritrova la nostra professione, sembra più una piattaforma sindacale piuttosto che non una vera riforma delle professioni. E soprattutto cosa preoccupa? Il discorso sulle riserve, quindi sulle competenze riservate o quelle che sono invece attribuibili anche a professioni diverse dalle nostre. E perché ci preoccupa? È evidente che il mondo che ci circonda sconta il fatto che il veterinario regionale della regione Liguria è una biologa, il veterinario regionale, attenzione, altrettanto in Abruzzo il veterinario regionale è un farmacista. E io credo che One Health non sia questa cosa, al di là del decreto del settembre scorso che è andato a fissare il fatto che ogni regione deve avere un assetto, un'organizzazione regionale retta da un medico veterinario. One Health è che tutte le professioni concorrono per arrivare alla salute degli animali, dell'uomo, dell'ambiente. Abbiamo fatto il consiglio d'amministrazione decentrato, incontrando comunque con la volontà di incontrare i territori, un consiglio d'amministrazione importante perché abbiamo portato all'approvazione del bilancio consuntivo 2025 e l'approvazione anche del bilancio di sostenibilità che porteremo nella prossima assemblea del mese d'aprile a Varese. Un bilancio molto, molto positivo, un utile in crescita, 105 milioni di utile da poter investire, un patrimonio che cresce sempre di più, abbiamo raggiunto il 1.600 milioni e una situazione da un punto di vista demografico che si sta stabilizzando dopo una decrescita che era prevista e prevedibile e che abbiamo supportato con una curva assieme ai pensionati che sono aumentati parecchio, quindi c'è stato un momento di flessione, ma la ripresa è nei numeri e quindi siamo tranquilli per il futuro della cassa. Ma è una vera e propria emergenza globale, perché rappresenta in qualche modo quello di cui dovremo guardarci nel prossimo ventennio.
ormai nel prossimo ventennio non dobbiamo stare più attenti alle forme virali che arriveranno da chissà dove, ma dobbiamo stare attenti a contenere le forme batteriche, le forme virali, che grazie all'utilizzo indiscriminato di antibiotici che abbiamo fatto negli ultimi 40 anni, non siamo nelle condizioni di poter governare al meglio. Ed è per questo motivo che la Regione Siciliana ha impostato un piano della prevenzione che è scaduto nel 2025 e si sta lavorando alla versione 2026-2030, in cui le attività fondamentali sono caratterizzate proprio dalla disciplinare l'uso degli antibiotici, dal regolamentare le terapie e fare in modo che le informazioni circolino con tanto di attività di monitoraggio e di formazione. E questa è una delle attività di formazione, di monitoraggio e di circolazione dell'informazione che ci si aspetta dal piano regionale della prevenzione. Il tema dell'antibiotico resistenza è un tema attuale e soprattutto anche un tema che determina mortalità. E quando si parla di morte significa che noi dobbiamo ottemperare a qualche cosa. Addirittura si pensa che nel 2050 sarà la prossima pandemia dove avremo 10 milioni di morti. Allora perché non pensarci subito? E questo abbiamo degli strumenti, il PNCAR 2017-2020 e il 2022-2025 che è stato prorogato sino al 31 dicembre 2026, dove ci dà delle indicazioni sia sulla appropriatezza della prescrizione degli antibiotici a livello umano ma anche a livello animale. E oggi siamo qua in questo convegno e io faccio un plauso ai veterinari perché la appropriatezza prescrittiva comincia anche dalla salute degli animali, dagli animali. Infatti nel piano nazionale di contrasto all'antibiotico resistenza si parla di salute One Health. One Health cioè significa che l'ambito umano, l'ambito animale e soprattutto l'ambiente sono tutte e tre collegate. Oggi è un'iniziativa che l'Ordine dei Medici Veterinari ha voluto portare avanti perché crediamo che il problema dell'antibiotico resistenza, oltre ad essere un problema sanitario, è anche un problema culturale. Quindi l'intento di questa giornata è quello di informare, di comunicare, di sensibilizzare in primis i colleghi veterinari alla gravità del problema, in modo tale che la consapevolezza del problema può essere anche un modo per ridurre i rischi legati all'antibiotico resistenza, quindi un problema legato all'uso eccessivo di antibiotici in maniera diciamo non controllata e in abuso. Quindi questa giornata nasce proprio per iniziare questo percorso di sensibilizzazione che vorremmo fare alla popolazione e agli allevatori al problema, perché riteniamo che è un problema che non può rimanere fermo all'interno delle strutture di ricerca sanitaria, ma deve essere messo a conoscenza della popolazione, degli allevatori, perché è un problema serio, rischioso. Ormai i microrganismi non sono più sensibili ad alcuni antibiotici, per cui effettuare una terapia diventa effettivamente molto complicato. Vestire gli ignudi, successo di pubblico, si tratta della prima produzione del Parco Archeologico di Agrigento, andata in scena sabato scorso al Palacongressi. Le interviste a Gaetano Ronica, al regista Giovanni Volpe e al direttore del parco Sandro Sciarratta. La sperimentazione è l'anima del teatro, non si può fare un teatro troppo comodo perché non serve a nulla, come l'arte in generale, per cui l'arte deve far discutere e deve avere soprattutto qualità. Questo spettacolo è stato voluto soprattutto dal direttore del parco, che è poi il produttore di questo spettacolo, dunque del Palacongressi, dall'architetto Sciarratta. Anzi, io temevo, lo volevo fare la mattina per le scuole, perché ci sono tante cose che concorrono, appunto l'abbiamo detto, gli allievi che recitano con gli insegnanti, questa è una novità.
affrontare un testo difficilissimo di Pirandello, che infatti viene fatto meno degli altri. Vedendo un po' geografia del teatro di oggi, la mappa del teatro di oggi, vedo che c'è tanta gente. E anche questa è una novità. La novità non è data solo da noi del Palacongressi, della rassegna di freschi culturali, ma è data anche dal pubblico. Il pubblico è il maggiore protagonista. Infatti venire così in tanti a questo spettacolo, dove recitano anche degli allievi diciottenni, pagando il biglietto, perché è uno spettacolo a pagamento, nel cartellone, ripeto, voluto più che da me, dal direttore, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Siamo alla fine di una stagione, ma direi alla fine di 2 stagioni e mezzo. Avere il teatro così pieno di persone vuol dire, ripeto, che la gente sta comprendendo il nostro linguaggio, anzi che stiamo avendo un linguaggio comune, che non è quello dell'esaltazione, ma è quello del lavoro, della qualità e soprattutto della visione prospettica, cioè per cui di pensare a delle cose che abbiano un futuro, a costruire qualcosa per il futuro, per questi nostri giovani che mi emozionano ogni volta che entrano in scena. Allora, il progetto nasce come progetto Pirandello, ed è dedicato sostanzialmente a un laboratorio permanente che è iniziato i primi di settembre. Da lì siamo partiti per arrivare a fare questa prima tappa di stasera, e durante tutti questi mesi, non solo i ragazzi che vedrete stasera sul palco, ma tanti altri iscritti che vedrete nella seconda parte poi del progetto, speriamo a fine maggio, ancora dobbiamo individuare la data, in un altro progetto sempre dedicato a Pirandello. La caratteristica di questo primo progetto è che è una vera e propria produzione professionale, perché è prodotta da Voleo, che è una compagnia professionale, che per la prima volta mette assieme docenti e alcuni, 3 dei discenti del laboratorio. La caratteristica è che questi 3 ragazzi sono anche ragazzi di varietà, sia chiaro, e anche gente, artisti che hanno già avuto un discreto curriculum personale e che adesso, grazie a questi laboratori che abbiamo fatto noi dall'inizio di ottobre fino adesso, hanno la possibilità di entrare in una vera e propria produzione. Fare vestire gli ignudi non come punto d'arrivo di un progetto, ma ripeto, anche come produzione, è una scommessa importante. Uno, perché non è appunto il Pirandello più comodo che ti puoi trovare per strada. 2, perché con la mia regia non abbiamo fatto nemmeno grandi sconti, quindi siamo rimasti molto fedeli al teatro di prosa, un teatro anche rigoroso, dove la parola, le luci, il gesto contribuiscono alla formazione di quella che è poi tutta la poetica del teatro e la drammaturgia. La cosa bella è che tutto avviene a pochi chilometri dal caos, avviene per volontà del parco, del direttore Sciarratta, che ha voluto dotarsi e dotare il parco di una compagnia teatrale attraverso una produzione che entra nel cartellone di Riflessi Culturali in abbonamento, come tutte le altre rappresentazioni che ci sono state, e che speriamo possa avere anche un seguito, perché lo spettacolo noi ce l'abbiamo messa tutta, crediamo che abbia veramente una sua valenza, non fosse altro che in termini drammaturgici e per gli argomenti che tocca. Un percorso che è iniziato 3 anni fa con l'apertura del Palacongressi, una prima stagione che abbiamo pensato anni fa, e oggi la serata è forse il momento clou di questo centro culturale che abbiamo voluto fortemente far rinascere. Vestire gli ignudi sul tema di Pirandello. Pirandello è al centro della nostra attenzione. In questi giorni si completerà il trasferimento della biblioteca, ma Vestire gli ignudi è una produzione del parco ed è una produzione che viene da un laboratorio in cui 8 docenti hanno portato avanti per i mesi invernali, e oggi c'è l'apice di questo un percorso formativo. Attori professionisti, docenti e studenti del corso faranno un spettacolo unico di produzione parco, come dicevo prima, Vestire gli ignudi. Il tema di Pirandello è un tema che noi fortemente abbiamo voluto, abbiamo in questo momento a Villare una mostra di Fausto Pirandello, e non finiremo mai, perché Pirandello è una luce da
fare risplendere in queste città. Linea alla regia per la pubblicità. Resta chiusa la strada statale 113 per Frana a Santo Stefano di Camastra. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Resta chiusa la strada statale 113 settentrionale Sicula, al chilometro 148+800, tra Santo Stefano di Camastra e Canneto di Caronia. Il tratto di strada ieri è stato interessato da una frana che ha imposto la chiusura del tratto per motivi di sicurezza. L'emergenza ancora in corso è resa particolarmente complessa dal perdurare delle condizioni meteorologiche avverse. Le piogge insistenti continuano ad alimentare il distacco di nuovo materiale dal costone roccioso sovrastante la carreggiata, rendendo difficoltose le operazioni di messa in sicurezza e pulizia. La chiusura di questa importante arteria sta provocando forti disagi per gli automobilisti, costretti a percorrere itinerari alternativi più lunghi e spesso meno agevoli. La strada statale 113 rappresenta infatti un collegamento strategico per la viabilità della fascia tirrenica messinese e l'interruzione del traffico sta incidendo pesantemente sulla mobilità locale e sui tempi di percorrenza. Secondo quanto riferito, il versante da cui proviene la frana risulta essere di proprietà privata, elemento che potrebbe incidere sulle tempistiche degli interventi strutturali necessari a risolvere definitivamente la criticità. Nel frattempo, i tecnici e gli operatori ANAS restano impegnati sul posto per liberare il piano viabile dal fango e dai detriti. Tuttavia, gli sforzi risultano vanificati dal continuo riversamento di materiale causato dall'elevato grado di saturazione del terreno dovuto alle precipitazioni. Le previsioni meteo per i prossimi giorni non lasciano spazio all'ottimismo. È atteso infatti un ulteriore peggioramento con piogge intense che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione. Per questo motivo ANAS ha disposto il mantenimento della chiusura del tratto fino al termine dell'emergenza, deviando il traffico su percorsi alternativi già segnalati in loco. Solo al miglioramento delle condizioni climatiche sarà possibile una prima riapertura parziale, con l'istituzione di un senso unico alternato, utile a monitorare la stabilità del costone. La riapertura completa della strada statale 113 avverrà esclusivamente quando saranno garantiti tutti i necessari standard di sicurezza. La situazione resta dunque sotto costante osservazione, mentre cresce la preoccupazione tra cittadini e pendolari per una viabilità sempre più messa alla prova dal maltempo e dal dissesto idrogeologico. Altri tratti della strada statale 113, come quello tra Brolo e Gioia Marea, sono stati interessati nelle scorse settimane da movimenti franosi che hanno portato alla chiusura. A farne le spese sono i pendolari, che devono percorrere vie alternative con gravi disagi. Una situazione di fragilità diffusa che prosegue da anni e che richiede la necessità di interventi urgenti e strutturali di messa in sicurezza su più tratti della strada statale 113. Nuova Egea Virtus, Castrum Favara 3-2, una partita buttata via dopo un primo tempo quasi perfetto. Il Castrum Favara resta così a 27 punti al quartultimo posto. Il servizio. Con una grande ripresa l'Egea Virtus ribalta il Castrum Favara che aveva chiuso il primo tempo avanti 2-0 e con la partita sotto controllo. Nella seconda frazione però la squadra barcellonese cambia passo, entra in campo con più determinazione, alza il ritmo e mette in difficoltà gli avversari, riuscendo a rimettere in piedi la gara e poi a completare la rimonta. Una vittoria molto importante arrivata con carattere e voglia che permette all'Egea di mantenere ancora vivo il sogno promozione. Parte forte la formazione ospite che sin dai primi minuti prova a prendere in mano la partita e a sbloccare il risultato. La prima occasione arriva subito dopo 8 minuti, conclusione pericolosa di Varela, ma il tiro termina di poco alto. La risposta dell'Egea Virtus non si fa attendere. Al 15° minuto Calafiore svetta bene di testa ma trova sulla sua strada uno straordinario Di Silvestro a negargli il vantaggio. Poco dopo è Sessa a provarci direttamente con il destro, il pallone però si spegne sull'esterno della rete. Ma al 22° arriva l'episodio che può cambiare il match. Calafiore viene
viene toccato in aria da Ececoyen, l'arbitro indica senza esitazione il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Samaché, ma ancora una volta Di Silvestro è monumentale, para il rigore, si supera anche sulla ribattuta di Ses, salvando i suoi. E come spesso accade nel calcio, al gol sbagliato segue il gol subito. Al 27esimo infatti il Castrum Favara passa in vantaggio quando Varela approfitta di un pallone vagante in aria e da pochi passi batte l'estremo di casa testa grossa per l'1-0. Esplode la gioia dei 7 tifosi ospiti arrivati da Favara. Lige Virtus accusa il colpo ma non si arrende. Al 41esimo proteste per un possibile rigore su Cicirello, ma in questo caso il direttore di gara lascia proseguire. Il Castrum Favara però è micidiale in contropiede. Allo scadere del primo tempo, al 47esimo, trova anche il raddoppio grazie a Lanza, il cui tiro viene deviato e beffa il portiere infilando la rete per il 2-0 giallo-blu. Nella ripresa però cambia tutto, bastano appena 60 secondi per vedere il primo squillo. Al 47esimo Calafiore avvia l'azione servendo Ses, cross immediato in aria e colpo di testa vincente di Vacca che batte Di Silvestro e firma l'1-2. L'inerzia è tutta da parte dell'Igea e infatti passa appena un altro minuto e arriva anche il pareggio. Ancora Vacca protagonista nel ruolo di rifinitore, apertura sulla destra per Cicirello che con un destro preciso trova l'angolo dove il portiere non può arrivare. Il dal Contres Barone esplode e 2-2, gara completamente riaperta. I padroni di casa insistono e chiedono anche un calcio di rigore per un contatto su Maltese, ma il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste. Il sorpasso è però solo rimandato quando al 65esimo Cicirello si mette ancora in proprio, raccoglie palle e dal limite lascia partire un sinistro potente angolato che sorprende Di Silvestro. E il 3-2, doppietta personale, nuova esplosione di entusiasmo sugli spalti. Il Castrum Favara accusa il colpo mentre l'Igea prova a chiudere definitivamente i conti con una grande iniziativa di Squillace fermata da un intervento decisivo di Di Silvestro. Nel finale però il Castrum Favara torna a spingere con orgoglio, serve un autentico miracolo di testa grossa per negare a Piazza il gol del pareggio, mentre poco dopo è ancora lo stesso attaccante a mettere un pallone insidioso in aria sfiorando l'autorede di Maddaloni. La sfera termina in angolo per questioni di centimetri. La pressione ospite aumenta e porta anche al gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco tra le proteste che costano caro alla panchina della Favara con un componente allontanato dal rettangolo di gioco. Nel lunghissimo recupero succede di tutto. Al 96esimo Calafiore interviene in ritardo e viene ammonito. In un primo momento l'arbitro non si accorge che si tratta del secondo giallo, ma dopo qualche secondo torna sui suoi passi ed estrae il cartellino rosso lasciando l'Igea in 10 uomini. E l'ultima azione del match finisce 3-2 per l'Ige Virtus che risponde sul campo alla sconfitta di mercoledì contro la Regina e porta a casa 3 punti pesantissimi. I giallorossi salgono a quota 49, restano al quinto posto e mantengono 7 punti di distanza dalla capolistanissa. In attesa di possibili sviluppi sulla vicenda dei 5 punti di penalizzazione legati al caso De Falco, l'Igea continua a crederci e tiene vivo l'obiettivo. Si ferma invece il Castrum Favara che interrompe una serie positiva fatta di 3 vittorie consecutive e 4 risultati utili di fila, restando coinvolto nella zona play-out. Mister, una partita dai 2 volti, primo tempo bene il Castrum Favara, poi cosa è successo nell'intervallo e quindi nel secondo tempo? Ma sicuramente 3 minuti di pazzia, perché dal fischio del secondo tempo dopo 3 minuti stavamo 2-2, l'impatto è stato molto ma molto negativo, cioè, ci siamo rilassati, credo che forse questo è stato un mio errore, credo che era un risultato importante in un campo difficilissimo, sapevamo le difficoltà, sapevamo che non dovevamo dare entusiasmo a questa squadra che ha grande qualità e questo con questi 3 minuti abbiamo consentito a una squadra forte, magari in un momento delicato, di essere spinto dal proprio pubblico. Avevo detto ai ragazzi che i primi 10-15 minuti erano essenziali nell'impatto del secondo tempo, questo non è stato, però devo dire anche che oggi è vero che abbiamo delle colpe, ma dall'altra parte ci sono 2 gol annullati regolarissimi. La squadra poi ha cercato di rimediare all'impatto iniziale del secondo tempo, hanno fatto delle bellissime cose, il portiere ha fatto delle 2 o 3 parate decisive,
2 gol annullati, andatela a vedere, però questi noi non li possiamo cambiare. Adesso prendiamo di buono quello che abbiamo fatto contro una squadra forte, in un campo difficilissimo. Io dico sempre che l'Licea Virtus per me è primo in classifica. Capisco quello che stanno passando perché noi ci siamo passati l'anno scorso, eravamo ottavi, la domenica dopo la vittoria di Locri eravamo ottavi, il mercoledì ci siamo ritrovati sest'ultimi e non è facile in una squadra dove ci sono tanti giovani a riprendersi. Meno male che ci siamo salvati ai play-out. Quest'anno abbiamo la possibilità, tutte le forze e le qualità per tirarci fuori. Dispiace perché per i risultati che ci sono stati negli altri campi potevamo fare un grande salto, potevamo veramente metterci in una posizione che è una posizione importante rispetto alle altre, però ho detto ai ragazzi di alzare la testa, pensiamo a recuperare in questi 3 giorni perché abbiamo uno scontro diretto con la Cireale e vorremmo passare una buona Pasqua. Ultima cosa, c'è stato un momento in cui eravate anche fuori dalla zona play-out, può avere ripercussioni questa sconfitta oppure no, secondo lei? No, le cose si devono prendere al modo giusto, c'è delusione perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, con un 2-0 veramente meritato, e noi su quello lavoreremo. È vero, ci hanno ribaltato la partita, però in questo momento non possiamo guardare le cose negative, ma dobbiamo guardare le cose positive. È essenziale, una squadra giovane, hanno voglia di salvarsi, l'hanno dimostrato. Abbiamo le nostre pecche, abbiamo le nostre, come si può dire, non essere continui nella stessa gara. Però dico che mi è piaciuta tanto la squadra oggi. Vediamo adesso un servizio sulla partita di calcio di domenica tra la Nissa e la squadra di San Cataldo, terminato per 5-1. Clamorosa vittoria della Nissa nel campo della San Cataldese, 5-1 il risultato, è una vittoria chiara, inequivocabile, che non lascia alcun dubbio. I tifosi della San Cataldese, gli ultras soprattutto, hanno fischiato ai giocatori della San Cataldese e alla dirigenza proprio per contrassegnare la clamorosa vittoria della Nissa, che a San Cataldo ha sempre un sapore amaro, un sapore particolare. La Nissa esce dal campo dal Valentino Mazzola di San Cataldo dirigendosi verso Pian del Lago, dove si sono svolti i festeggiamenti per il raggiungimento dell'obiettivo importante del primo in classifica. Oggi la Nissa è prima in classifica e guarda già con grande attenzione a una possibile vittoria finale e quindi alla conquista delle Serie C. Con questa giornata di oggi, se guardiamo i risultati delle altre squadre del campionato, vediamo che la Nissa comincia veramente ad avere tutte le carte in regola per poter aspirare alla Serie C. Abbiamo inseguito questo primo posto in classifica dal primo giorno, alla prima partita. Ora la squadra è entrata in forma, la San Cataldese non ha demeritato, ma ha prevalso poi, certo la Nissa davvero sta diventando una corazzata e mi auguro che duri così fino alla fine del campionato, e comunque dobbiamo mantenere i piedi per terra e insomma continuare a impegnarsi, umiltà, e partite come domenica scorsa e come questa dobbiamo fare. Ci aspettiamo sempre determinazione, orgoglio, segno di appartenenza per la nostra maglia. Noi abbiamo 5 finali e dobbiamo ogni partita impegnarci per vincerla tutte, così non avremo problemi per dare soddisfazione ai nostri tifosi e a quello che merita questa società. E sappiamo che ci stanno aspettando per festeggiare insieme, gli ultras e anche altri tifosi moderati. Cosa possiamo dire? Io, il vicepresidente, e tutti i soci e sponsor ci siamo impegnati tantissimo. Certo, ora si avvicina un sogno per noi e anche per tutte le tifose e i tifosi nisseni, però ancora è lunga, 5 finali ci aspettano. Oggi siamo stati veramente bravi, abbiamo iniziato la partita e nello spogliatoio sapevamo già che saremmo andati incontro a 10-15 minuti
forti loro, iniziali, e oggi devo dire che c'è stata la consapevolezza e l'esperienza è venuta da fuori di questa squadra nostra, perché ha lasciato trascorrere quei minuti di cui parlavamo e poi a prima occasione gli abbiamo fatto male, quindi da lì poi la partita si è messa per come volevamo noi, però devo dire che veramente oggi era troppo importante vincere. Ecco, un derby... Partita come sempre, con la massima serenità, con la lucidità, però sai, è venuta fuori più che altro, ti ripeto, oggi prima di partire da Caltanissetta, lì qualora ce ne fosse stato bisogno, abbiamo capito realmente, o magari chi ancora non l'aveva capito, che per la nostra tifoseria oggi era la partita, non era una partita di campionato, quindi siamo doppiamente felici per questo. Ancora il campionato è lungo, ci sono tante partite, anche se sono rimaste 5, però sono tante, ci sono tanti punti in palio e nel giro di pochi punti ci siamo diverse squadre, quindi dobbiamo rimanere sul pezzo, dobbiamo rimanere umili, dobbiamo rimanere sereni e dobbiamo continuare ad avere la stessa fame che ci ha contraddistinto fino adesso. E questo è tutto per l'edizione odierna di oggi di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.